Atelier del Cabello, buongiorno. Ah, ciao amo, ciao, dimmi tutto. Hai comprato la moto nuova, un'altra? Ah, tutti atti spendi skei, Quasi tutti, sì. Dimmi. Sì, ti serve un taglio, certo, che se ti metti il casco in testa non ti spettina tutto, sì, che se ti entri dentro un bar per bere una birra, sì, non ti pare una disperata, ovvio. Guardi, fermo tutti quanti rasati, lati dietro, moicana sopra, ti piace, va bene? Ciao amo, ciao, ti aspetto, ciao. Chi era? Suor Clara, quella dell'asilo. Che suona? Sì, putei là, ora va il prete anche a manco, no? Tira che sgasai sul giardino acceso. Oh mamma, non si fa. No. Amo, cosa abbiamo fatto sti cabelli? Cosa gai? Sei stressati? Stressati, siete deceduti più che stressati. Mamma mia, mettiamo il nastro quello giallo e nero. C'abbiamo le scene del crimine, CSI. Grissom! Perché io sono venuto da te. Sì, ma amore, non ti serve un parrucchiere, ti serve un coroner qui. Ore 12:02, ora del decesso, guarda che roba, mamma mia, come mai così stressati? Perché sono stressata anche a me, è un periodo che cerco casa ma non so buona trovare. Ah, beh, aiuto, allora ho capito tutto. E che avevo trovato quella giusta per me, ho detto questa è casa mia, questa qua è proprio guaiva per me, giusta, perfetta, elegante, moderna, raffinata. La tua. E invece niente, cioè si ha comprato un omasso di mezza età, uno che parlava solo in dialetto, che non si merita un posto chic come quello. Avevo dire ma stanno in mezzo ai campi. Ma tutte lui le compra? Lo conosci tu? No, non lo conosco, però ho sentito dire che vendono tante case al grezzo. Tutte lui le vuole. Sta attenta, mangia un panino e vai in acqua senza aspettare 3 ore, chissà che te neghi.